E ancora emergenza infortuni sul lavoro nella Marca. Il grido d'allarme dei sindacati è sullo Spisal, l'ente che effettua controlli nelle aziende. Sulla Spisal, sui controlli dei lavoratori, l'autonomia è totale, cioè una di quelle materie che è già di responsabilità della Regione. E quello che sta succedendo è che su questi ispettori, su questo Spisal, si sta non solo disinvestendo, ma apparentemente lo si sta cancellando. Al lungo elenco degli ultimi giorni, infatti, si è aggiunto quello che ha colpito un settantenne di Campodarsego che fa parte di una ditta in subappalto, quindi un esterno, alla Electrolux di Susegana, ferito alla gamba. In Veneto la situazione è preoccupante. Il Veneto è la seconda regione in Italia per numero di infortuni e morti sul lavoro ed è la seconda perché la prima è la Lombardia, ma la Lombardia ha il doppio delle imprese e il doppio degli abitanti, quindi è una situazione assolutamente grave. Tuttavia le sanzioni non bastano, serve soprattutto la prevenzione attraverso gli ispettori dello Spisal che siano competenti come ingegneri o chimici. Io spero che questi appelli vengano accolti dalla politica e si cominci a dare risorse per controllare, che si mettano esperti e ispettori che abbiano le competenze necessarie. Intanto il 12 ottobre a Treviso riprenderà il processo sulla morte di Mattia Battistetti, vittima nell'aprile del 2021 a 23 anni in un cantiere di Montebelluna. Siamo alla fase del dibattimento. Prima ci sarà un sit-in come abbiamo sempre organizzato per le altre udienze e vedremo. Confidiamo nel giudice, noi abbiamo fiducia nella giustizia, speriamo di non venir delusi.